Arrivo, eccomi qua. Buonasera a tutti. Il più cordiale saluto a tutti i rotariani presenti e ai numerosi ospiti. Purtroppo vi devo dare una notizia triste e dolorosa, perché oggi pomeriggio è mancato purtroppo un nostro caro socio, è mancato Franco Carcereri. Volevo a questo proposito leggervi le parole che sono state subito inviate dal nostro governatore, che appunto con questa email ha comunicato questa triste notizia e scrive: il presidente del club di Padova, Massimo Pecoraro, mi ha appena trasmesso una notizia molto triste e mi preme condividerla con voi. Sono profondamente addolorato e commosso di comunicarvi che è mancato Franco Carcereri. Ci ha lasciato un caro amico, un grande rotariano, un uomo di cultura, una delle persone più attive del nostro distretto. Past District Governor del distretto 2060, più volte insignito della Polaris Fellow. Ho avuto modo di conoscerlo in un'edizione della Fellowship della Montagna. Ne ho apprezzato le doti umane e l'eccezionale integrità rotariana, interprete dei nostri valori e delle nostre azioni. Un esempio che rimarrà vivo nei nostri cuori. Ci vogliamo unire ad Anna nel ricordo e vi chiedo un semplice ma significativo momento in cui il nostro pensiero potrà volare in alto e raggiungerlo ancora una volta. I Rotary siamo tutti noi insieme. Ecco, volevo chiedervi a questo punto proprio un attimo di silenzio per ricordare questo carissimo amico che ci ha purtroppo lasciati. Bene, do il benvenuto a Sandra Tanzarella, che è presidente del Rotary Club di Ostuni, e ai soci presenti che ci fanno l'onore di essere insieme a noi in un interclub virtuale. Un saluto anche ai soci del Rotary Club di Padova Contarini, rappresentati dal loro presidente Gilberto Padovan, anche loro in interclub per questa serata. Un sentito benvenuto alle autorità rotariane, in particolare al PDG del Giovanni Lanzillotti ed Ezio Lantieri del nostro distretto. Lanzillotti è del club di Ostuni e quindi del distretto della Puglia, giusto se non sbaglio. La relazione di stasera sarà tenuta dal nostro socio Gilberto Muraro e tratterà il tema Italia, Europa, i torti e le ragioni. Questo nostro webinar conferma la capacità in questi meeting online di sopperire al nostro classico modo di incontrarci, permettendoci di rimanere connessi e di far conoscere ed apprezzare i valori del nostro sodalizio ad amici ed conoscenti. Stasera essere connessi con gli amici di Ostuni, oltre ad essere un piacere e un momento significativo, ci permette di mettere in atto il motto di quest'anno rotariano, che ormai è quasi giunto alla conclusione, che è il Rotary connette il mondo. Le nostre conviviali sono da sempre un momento di confronto che facilita la circolazione delle idee e dei pensieri, una peculiarità che offre ai soci la possibilità di approfondire temi di grande interesse grazie alle competenze dei relatori. Il tema di stasera è di grande attualità e di questo ne è testimone l'acceso dibattito sull'utilizzo degli strumenti comunitari per fronteggiare l'emergenza sanitaria e la crisi economica. Come spesso accade nei momenti di difficoltà, l'opinione pubblica è divisa tra chi vede l'Unione Europea indispensabile per fronteggiare le conseguenze di questa difficile situazione e chi la critica di essere incapace di esprimere i necessari mezzi di solidarietà. Da un lato dimostra credibilità finanziaria capace di dare fiducia ai mercati per assorbire un'imponente massa di debito degli Stati membri, dall'altro è un'Europa confusa, lenta, un po' egoista, che pare non avere un'anima sotto le belle parole seminate nei trattati. Per concludere ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa ed in particolare i soci che rendono possibili questi webinar. Alessandro Callegari e Giovanni Rampi, che ancora una volta ringrazio sentitamente.
Prima di presentare l'amico Gilberto Muraro, passo la parola per un saluto alla Presidente del Rotary Club di Ostuni, Sandra Tanzarella, e a seguire a Gilberto Padovan, Presidente del Rotary Club Contarini. Buonasera, sono Sandra Tanzarella, Presidente per l'anno 2019-2020 del Rotary Club Ostuni, Valle d'Idria, Rossa Marina. Saluto il Presidente del Rotary Club di Padova, Massimo Pegoraro, del Rotary Club Padova Contarini, Gilberto Padovan, il Professor Muraro, cittadino onorario di Ostuni, e i PDG Lanteri e Lanzillotti. Porgo il saluto di 29 soci che costituiscono la nostra operosa famiglia rotariana, distribuita in un territorio che abbraccia 3 comuni. Ostuni, denominata Città Bianca, con la sua meravigliosa piana di ulivi secolari, punteggiata da masserie, e che vanta anche un litorale marino che da oltre 26 anni conquista il riconoscimento della bandiera blu. Poi c'è Carovigno, che vanta un importante castello appartenuto alla famiglia Dentice di Frasso e una splendida marina dove sorge la riserva naturale di Torre Guaceto, oasi protetta per la salvaguardia di pesci e tartarughe e per la nidificazione di uccelli di volatili. E infine San Vito dei Normanni, con un'importante chiesa matrice e una forte tradizione delle danze popolari. Qui si balla la pizzica pizzica. Il nostro club quest'anno ha celebrato i 30 anni del suo sodalizio di amicizie e di servizio, e le iniziative che sono state programmate per ricordare questo anniversario sono state davvero tante, però vi voglio solo presentare di due i più importanti service che abbiamo tenuto sul territorio, che è la messa a dimora di 30 alberi nel parco di Santa Maria d'Agnano e l'allocazione nelle chiese di Ostuni di leggii espositivi che illustrano la storia e i dettagli delle opere presenti appunto nelle chiese. Noi siamo un piccolo club, però siamo gemellati con Benavis, che è una città spagnola che sorge sulla Costa del Sol, e Cariati, un grazioso paese calabro. Il nostro club nell'anno 2017-2018 ha espresso un governatore per il distretto 2120 che abbraccia Puglia e Basilicata, l'architetto Giovanni Lanzillotti, di cui noi ne siamo estremamente fieri ed orgogliosi. Il PDG Lanzillotti è alla guida da circa 30 anni di un progetto pluriennale distrettuale denominato Trullimare. Il nostro club, cari amici, non si è mai distaccato dai principi e dalle direttive del Rotary International e da quelle del distretto 2120, attuando il motto internazionale, che è proprio quello di servire al di sopra di ogni interesse personale. Con l'auspicio di poterci vedere vis-à-vis, io vi auguro una buona serata e grazie per l'invito. Vi aspettiamo ad Ostuni. Grazie mille Sandra. Passo la parola adesso a Gilberto per un saluto. Allora, cari amici rotariani, cari soci, io volevo fare un grande ringraziamento al Presidente Massimo Pegoraro del Rotary Club Padova per averci invitato a questa interessante serata condotta dal professor Gilberto Muraro, che saluto e spero un giorno di poterlo anche incontrare personalmente. Naturalmente saluto la Presidentessa Sandra Tanzarella, nella quale appunto ho sentito poc'anzi la presentazione del suo club. Noi invece siamo anche noi un piccolo club, uno dei 5 club di Padova, giovane, nato nel 2003, e cerchiamo chiaramente di seguire tutte le indicazioni dettate dal distretto e dettate dalle regole del Rotary. Volevo
così seguire con molta... Saluto anche il PDG Lanteri e Lanzillotti, chiaramente nostro di Treviso e appunto della Puglia. Mi è piaciuto molto così anche questo contatto con il club di Ostuni, perché queste piattaforme ci danno la possibilità di questi trasferimenti anche oltreoceano, volendo. E il bello appunto di queste piattaforme, spero che finita la pandemia seguiamo anche queste indicazioni, magari ogni tanto i collegamenti non farebbero male, perché ci danno la possibilità anche di vederci e di interagire insieme. Altro non ho da dire, ringrazio comunque appunto il professor Gilberto Muraro, seguirò con molto interesse la sua relazione e saluto nuovamente Sandra Panzarella, del presidente di Ostuni, e ringrazio Massimo Pecoraro ancora per questo interclub, che sicuramente sarà un interclub molto, molto importante sotto il profilo culturale. Grazie. Benissimo, grazie Gilberto. A questo punto normalmente non tracciamo il profilo del relatore, ma visto che siamo in molti e ci sono molti amici, molti conoscenti, stasera tracceremo un attimo il profilo di Gilberto Muraro, che è il nostro socio, e cedo quindi la parola al mio prefetto, a Romano. Buonasera a tutti. Per me, Gilberto, è un piacere e un onore leggere il tuo curriculum. Lo è ancora di più come tuo ex allievo all'università, per cui veramente un onore. Gilberto Muraro, quindi, attività didattica e scientifica. Professore emerito di Scienza delle Finanze all'Università di Padova. Socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e delle Accademie di Padova, Rovigo e Vicenza. È stato rettore dell'Università di Padova, presidente della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Società Italiana di Economia Pubblica, dell'Associazione Italiana di Economia Sanitaria, del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, Ministero dell'Ambiente, vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, delegato italiano al gruppo degli esperti economici del Comitato Ambiente dell'OCSE, presidente del nucleo di valutazione dell'Università di Bologna, Macerata e Venezia. È stato membro di numerose commissioni nazionali e regionali su temi di economia pubblica. Gli interessi di studio concernono sia i temi tradizionali della scienza delle finanze, quali l'imposizione fiscale e la spesa statale, sia i nuovi temi dell'intervento pubblico per la difesa dell'ambiente, per la regolazione dello sviluppo urbano e per la gestione del sistema sanitario. Su tali temi ha pubblicato oltre 150 saggi. Ha compiuto ricerche a Cambridge e all'Università di California, Santa Barbara e Berkeley. Le attività nel settore privato. È stato presidente della Cassa di risparmio del Veneto, nonché amministratore e sindaco in diverse società, sia in campo manufatturiero sia nel settore dei servizi. È attualmente presidente della Fondazione di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e vicepresidente di Simlock Spa di Padova. Ancora attività nel no profit e riconoscimento. È stato presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata di Padova, della Fondazione Morgagni, dell'Associazione Arturo Borsatti, dell'Associazione Amici di Ostuni. È presidente onorario della sezione padovana dell'Associazione Mazziniana Italiana e del Movimento Federalista Europeo. È commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica e cittadino onorario di Ostuni. È socio dal 1987 e Paul Harris Fellow del Rotary Club di Padova, di cui è stato presidente nell'anno 2000-2001. Lasciamo quindi la parola a Gilberto Muraro. Grazie. Benissimo. Grazie Romano. Gilberto, a te la parola allora. Siamo tutti in attesa di ascoltarti. Bene, buonasera a tutti. Devo dire che nonostante l'età e l'esperienza mi sento un po' emozionato a parlare di fronte a uno schermo da cui mi guardano tanti amici. Spero che sarete benevolenti con me. Un grazie particolare agli amici di Ostuni, ai past governor Lantieri e Lanzillotti. Lasciatemi salutare anche la mia presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana, la professoressa Aurora Scara, che ho visto prima tra i panelisti. Bene, il tema che affronterò
già nell'enunciato lo dichiara, vuole indagare un po' su una storia d'amore perduto, insomma. Eravamo all'inizio della vicenda i più accesi fautori dell'Europa Unita, adesso notiamo molto disincanto, molto scontento. Come è avvenuto questo? Ecco, questo era il tema che mi incuriosiva e che mi sono permesso di suggerire, pur consapevole che siamo in un terreno in cui l'analisi economica sconfina anche nella politica, ma credo che sia anche opportuno che il nostro Rotary, con il dovuto rispetto e garbo, affronti anche queste tematiche di attualità. Ho compattato la parte storica alla luce degli ultimi avvenimenti e quindi inserirò nel mio dire anche una riflessione sul momento straordinario che la storia dell'Unione Europea sta vivendo e sulle prospettive che questo nuovo capitolo apre. Bene, allora cominciamo con la parte storica, alla ricerca appunto di capire cosa accendeva gli entusiasmi all'inizio e cosa li ha spenti dopo, riflettendo sulle regole e sui comportamenti. La storia delle regole comincia con la prima istituzione europea del 1950, la CECA, mette insieme le risorse carbonifere e l'acciaio, ossia due risorse strategiche per la guerra, e chiaramente la finalità è proprio quella di aprire un capitolo di pace sul continente, impedendo che ci siano altri conflitti, perché i conflitti hanno bisogno di acciaio e di carbone. Questa è chiaramente una aspirazione politica, anche se si tramuta in una organizzazione economica, e su questa strada della politica si continua e si cerca di fare subito il grande colpo, di dire abbiamo l'unione politica, dopodiché le salmerie seguiranno, come direbbe De Gaulle, verranno anche le istituzioni economiche. Però questa strada, che è la strada maestra nella storia dell'umanità, nella formazione degli stati federali, fallisce, perché nel 1954 c'è la grande delusione che la Comunità Europea di Difesa viene bocciata dal Parlamento francese. Sottolineo questo evento perché spesso sentiamo dire, anche da esperti, che è tutto sbagliato quello che sta avvenendo in Europa, perché non si può avere la moneta unica se non c'è uno Stato dietro le spalle, non si può fare politica monetaria del tutto disgiunto dalla politica fiscale. Ecco, allora è bene ricordare che la via storica della politique d'abord è stata tentata in Europa ed è fallita. A quel punto i grandi leader dell'epoca, Schuman, Monnet, De Gasperi, Adenauer, o rinviavano tutto al secolo successivo, magari dopo un'ulteriore guerra mondiale, oppure si incamminavano, come si sono incamminati, per questa lunga, difficile strada dell'unificazione economica, che poi avrebbe portato nel tempo anche all'unificazione politica. Ma consapevoli quindi di andare controcorrente e di incamminarsi su un sentiero che era necessariamente difficile, fatto di piccoli passi e di lunghe pause. Come ebbe a profetizzare fin da allora Jean Monnet, l'Europa nascerà spinta e forgiata dalle crisi, non quindi su un abbrivio gioioso della politica, ma appunto su questa strada piena di conflitti degli interessi economici. Allora, come si svolge questo percorso lungo le istituzioni economiche? Comincia il Trattato di Roma del 1957 a dettare le grandi scelte strategiche. Economia di mercato, libera concorrenza, unione doganale, mercato unico. E su questa strada fa subito buoni passi. L'unione doganale viene realizzata in pochissimi anni, più lento è il percorso che mira a eliminare tutti gli ostacoli tarifari e non tarifari interni, insomma lì si va avanti e l'Europa quindi diventa da questo punto di vista un mercato unico di grande spessore. Arriviamo al 1992-93, subito a ridosso di un grande fatto storico che cambia la storia dell'Europa, il collasso dell'Unione Sovietica, che significa anche il collasso dell'economia collettivizzata e quindi la conferma della bontà della scelta strategica dell'economia di mercato, e c'è il problema dell'unificazione tedesca, che viene accettata, non so se con grande entusiasmo o grande timore dalla Francia, a patto che
la Germania venga saldamente ancorata all'Europa. Quindi nasce l'idea, no, di una moneta unica, per cui i tedeschi abbandonano metà del loro potere, il potere monetario, e lo conferiscono a un ente europeo, la Banca Centrale Europea. Il compromesso riesce, ma naturalmente su uno standard di tipo tedesco. La BCE, la Banca Centrale Europea, è praticamente la Bundesbank, che a differenza di altri banche centrali in giro per il mondo ha essenzialmente la finalità di assicurare la stabilità dei prezzi e quindi il valore della moneta. Basta che ci sia una grande disoccupazione, non deve interessare il governo con le sue manovre di politica fiscale. Questo naturalmente si spiega un po' con il fatto che l'inflazione è una specie di incubo, come dire, assimilato geneticamente dai tedeschi dopo l'iperinflazione dei periodi tra le due guerre, e un po' perché il modello ha funzionato. E in effetti ha anche delle buone basi teoriche. C'è tutta la scuola, se qualcuno ha fatto economia si ricorderà la Milton Friedman, la scuola di Chicago, che predicava la costituzione monetaria, una regola proprio costituzionale per cui la moneta deve essere fatta crescere sotto la sapiente direzione di tecnici con una velocità di crescita uguale a quello che è il saggio di crescita del sistema reale nel lungo periodo. Insomma, una regola che assicuri l'assoluta indipendenza e stabilità. Quindi così nasce la BCE, che ha il compito di assicurare la stabilità dei prezzi, senza interessarsi dell'economia reale, senza interessarsi dell'occupazione e disoccupazione. In ciò, ripeto, differenziandosi da quello che è il modello prevalente in cui la banca centrale invece si occupa sì di stabilità dei prezzi ma anche di occupazione. La stessa Fed ha ambedue gli obiettivi statutari. Bene, è solo nel 2011 che con un atto interno, e 2011 ci arrivano tra poco, significa già crisi dell'euro, che la banca centrale come atto interno si dà una regola che dice cerchiamo di portare i sistemi europei vicino, ma non oltre il 2% di inflazione. Quindi è già una grossa concessione che naturalmente fa sorridere pensando che molti paesi, tra cui il nostro, uscivano da periodi di inflazione anche a 2 cifre. Bene, il sistema, nonostante sia controcorrente rispetto alla storia, perché ripeto, non si era mai visto una grande moneta operare sul mercato prima di avere uno Stato sovrano alle spalle, ha grande successo, mantiene tutta la zona al di fuori delle tempeste valutarie di quegli anni, a cavallo del nuovo secolo, e soprattutto regala ai paesi, e in particolare regala al nostro paese, un periodo di saggi di interesse bassi, che purtroppo non è stato sfruttato, e questo è qualcosa che va ricordato in eterno perché è una colpa grave, ecco, della classe dirigente che non ha colto quel periodo di saggi bassi per riequilibrare la finanza pubblica. Arriviamo al 92-93, vi dicevo prima, e lì dopo l'unificazione tedesca si fa questa moneta unica e si crea quindi l'Eurozona. Non tutti i paesi aderenti all'Unione Europea aderiscono, ancora oggi abbiamo 27 aderenti all'Unione Europea, 19 aderenti alla zona euro. Erano 28 all'Unione Europea, poi c'è stata la Brexit, che ha rattristato moltissimi, ma ha rallegrato il sottoscritto perché alla Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea non ho mai creduto, quindi il fatto che sia uscita secondo me apre la strada, sempre difficile ma finalmente possibile, di una vera e propria unificazione del continente. Per l'entrata nella zona euro i criteri sono rigidi. Bisogna avere basso deficit, non avere fatto svalutazioni e avere un debito non superiore al 60% del prodotto interno lordo. Le prime regole vengono fatte osservare in maniera abbastanza rigorosa. Sul debito si glissa per consentire a Belgio e Italia di entrare, nonostante avessero un rapporto tra debito pubblico e PIL superiore al 100%. Diventa un obiettivo a tendere. Ecco, vi impegnate a tornare virtuosi e arrivare a
ridurre il debito al 60%, cosa che naturalmente è avvenuta per il Belgio e, come sappiamo, non è assolutamente avvenuta per l'Italia. Vi dicevo, i primi anni del 2000 sono anni felici per l'euro, però dopo arriva la grande crisi del 2008, di cui l'Europa è vittima e non colpevole, però si scarica anche sul nostro sistema bancario, sul nostro sistema economico reale e produce, dopo un anno e mezzo, due, una crisi dell'euro. Prima la Grecia, che si scopre ha addirittura truccato i conti, e poi dilaga lo scetticismo su tutti i mercati, investendo anche i paesi mediterranei, tra cui appunto Spagna, Portogallo e Italia. E sono momenti difficili. Lo spread arriva a oltre 500 punti, avviene anche un rivolgimento politico con la chiamata al governo di un governo di tecnici presieduto da Mario Monti. E qui forse inizia un po' di distacco dall'Europa, perché ci si rende conto che la disciplina per restare nella compagine europea era una disciplina severa e imponeva dei sacrifici che non tutti vedevano di buon occhio. Si aggiunga sul piano prettamente politico, ma lo ricordo solo come fatto storico, anche le reazioni di chi aveva dovuto lasciare il passo al governo tecnico, che appunto lamentava una specie di complotto dei poteri forti europei a danni dell'Italia. La crisi dell'euro trova molti anche autorevoli economisti a sorridere e dire: ve l'avevamo detto, non poteva sopravvivere l'euro, perché la teoria economica ci dice che aree eterogenee al loro interno possono restare con una moneta unica soltanto a due condizioni: o che ci siano trasferimenti, sussidi, dalle aree forti alle aree deboli quando le aree deboli vengono colpite da qualche evento esogeno, oppure che ci sia mobilità della popolazione, cosa che si verifica per esempio all'interno degli Stati Uniti d'America nel rapporto tra i singoli stati. La mobilità sociale è molto più forte che in Europa e in Italia, e comunque ci sono trasferimenti da parte del governo centrale che insomma soccorre gli stati che so io, minerari, o quando va male l'agricoltura, quando va male la parte mineraria, o soccorre il Midwest quando va male la parte agricola, o soccorre che so io, il Wisconsin e quando va male l'automotive. Ecco, tutto questo non c'è e quindi l'euro non può sopravvivere. Per fortuna l'euro non conosce la teoria e quindi è sopravvissuto, ed è sopravvissuto dimostrando che se c'è una banca centrale sufficientemente forte e credibile, e in questo quindi bisogna dare ragione al modello friedmaniano, al modello tedesco, questa riesce a tamponare. L'episodio storico che tutti ricorderanno, e che richiamo comunque alla vostra memoria, è quello di Mario Draghi, che a Londra nel luglio del 2012 dice: no, durante il mio mandato la banca centrale difenderà ad ogni costo l'euro, whatever it takes, a qualsiasi costo. And believe me, it will be enough, no? E credetemi, sarà sufficiente. E questo dalla sera alla mattina fa crollare la speculazione, perché gli speculatori non sono mossi da amore o da odio, sono mossi da intenti speculativi. Se capiscono che c'è un muro che non si riesce a sfondare, non si spaccano la testa. Quindi l'euro sopravvive e continua ad andare avanti. Però la lezione è stata importante. E come reagisce l'Europa? Reagisce riaffermando la fede nella regola fondamentale. Bisogna avere una finanza pubblica ordinata, e allora sì, si riesce a restare in una moneta unica, perché è come legarsi in cordate, insomma, bisogna che tutti marchino allo stesso passo, che tutti rispettino quindi una condizione di contorno che è rappresentata dal fatto che la finanza pubblica è in ordine e quindi non esercita pressioni affinché la moneta unica venga piegata alle esigenze di risanamento di questo piuttosto che dell'altro paese. L'esito di queste riflessioni... Scusami Gilberto, solo una cosa, un'annotazione. Hai il video spento, quindi non ti vediamo più. Se lo riaccendi...
riusciamo anche a vederti oltre che a Avete perso sentirti. poco, comunque grazie. No, no, no. Perdona l'interruzione. Dicevo che l'esito di queste riflessioni è la creazione del Fiscal Compact del 2012, in cui viene appunto riaffermato il credo nella stabilità finanziaria e anzi viene rafforzato creando un riferimento nuovo, interessante anche sul piano teorico, che è quello del bilancio strutturale. Noi abbiamo un bilancio dello Stato o un bilancio del settore pubblico allargato che nasce naturalmente da contabilità, racconta fatti reali, ma abbiamo anche nella nostra testa una stima di un bilancio quale si genererebbe a generazione a legislazione data, cioè con quelle leggi fiscali, con quelle leggi sociali, se togliessimo tutti gli effetti derivanti da una congiuntura particolare e togliessimo gli effetti di provvedimenti una tantum. Quindi una specie di bilancio a regime o bilancio strutturale, chiamatelo come volete, che, ripeto, non è un esito contabile, è frutto di una stima, ma insomma ci si può anche concordare su una stima che viene ritenuta condivisibile. Bene, quel bilancio strutturale deve essere in pareggio, al massimo un deficit dello 0,50%, che è ben poco, 4 miliardi per l'Europa, per l'Italia. Quindi quello deve essere. C'è un po' di flessibilità insita in questa regola, introdotta nel 2012 col Fiscal Compact, perché se, data la legislazione sociale dal lato della spesa, data la legislazione fiscale dal lato dell'entrata, il bilancio a regime, strutturale e in pareggio, significa che se le cose vanno male, automaticamente, senza bisogno di muovere un dito, quindi con la stessa legislazione fiscale e sociale, va in deficit, perché se le cose vanno male vuol dire che tu hai bisogno come Stato di dare molti più sussidi alle famiglie, alle imprese, e avrai d'altra parte minori entrate. Se invece le cose vanno bene, se cioè c'è una congiuntura particolarmente favorevole, succede l'inverso e quindi avrai un surplus di bilancio. Quindi vedete che si guarda di nuovo, come si era fatto con la BCE, a una regola quasi costituzionale che dovrebbe mettere al sicuro il sistema dalla grande volatilità. Ci sarà il normale ciclo capitalistico, fasi buone, fasi cattive, ma il sistema dovrebbe sempre oscillare attorno all'equilibrio. L'ultimo fatto creato con questo accordo del 2012 è la creazione del Fondo Salva Stati, perché appunto l'esempio della Grecia da un lato e il timore che aveva dominato la scena europea per diversi mesi nei confronti dell'Italia e della Spagna, suggeriva anche di creare questo meccanismo di intervento, che diventa utilissimo per la Grecia stessa, naturalmente, la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda, che vi ricorrono con successo. L'Italia è parte di questo processo, lo accetta consapevolmente e, in ottemperanza a quanto stabilito nel Fiscal Compact, cambia addirittura la Costituzione, cambiando il nostro articolo 81 della Costituzione, quello che derivava ancora dalla Costituzione del 1948 e predicava l'equilibrio di bilancio ma in una maniera abbastanza lasca, prevedendo che ogni nuova legge che comporti spesa debba indicare anche i mezzi per farvi fronte. Era stata intesa, e parlando per un attimo veramente ex professo, sono sicuro che Einaudi la pensava così, che volesse dire esattamente equilibrio di bilancio, perché questo era il credo liberale che ispirava Einaudi e quanti avevano lavorato attorno all'articolo 81 della Costituzione. Però a un certo punto la Corte Costituzionale aveva allargato dicendo ma se anche il debito è ammesso come fonte temporanea di entrata, e quindi ha aperto una porta che poi sappiamo nel nostro sistema si è spalancata, generando dopo la Grecia il debito più alto del continente. Ecco, noi accettiamo di cambiare l'articolo 81 mettendo in termini più cogenti l'equilibrio di bilancio, anzi, perché ogni tanto ci viene anche la mania di fare i pierini, togliamo anche quello 0,50 di deficit strutturale che l'accordo europeo consentiva. Il nostro deve essere un pareggio puro, quindi rinunciamo anche a quel piccolo lasco.
naturalmente poi non rispettiamo quello che avevamo appena stabilito in Costituzione e quindi si va avanti ancora con deficit. E lì comincia una storia effettivamente poco gradevole per tutte le parti in causa, perché il tentativo di rilanciare l'economia italiana, che da anni langue, non che fosse in recessione, ma non riusciva a decollare, mentre gli altri andavano avanti, noi restavamo o fermi o comunque camminavamo a passo ridotto, e quindi la nostra distanza dagli altri paesi, dalla media europea, continua ad alzarsi. Per rilanciare l'economia italiana si fanno politiche di deficit spending, cioè si cerca di fare manovra espansiva. Naturalmente questo va contro i vincoli di bilancio e allora si apre tutta una serie di trattative continue con l'Unione Europea, con il nostro governo, che chiede una flessibilità. Al di là di quella che era la flessibilità automatica che ho cercato prima di illustrare, insito in un bilancio che strutturalmente è in pareggio, ma che automaticamente va in leggera perdita quando le cose vanno male e va in leggero surplus quando le cose vanno bene. Qui ci vuole effettivamente una flessibilità più forte per riuscire a fare manovre espansive capaci di rilanciare l'economia. Ma questo naturalmente significa andare contro certi criteri. Allora ecco appunto, come vi dicevo, questa lotta un po' logorante è ripetuta ogni anno come una telenovela. No, datemi un po' di flessibilità perché abbiamo avuto il terremoto, perché adesso abbiamo fatto queste riforme serie, perché abbiamo fatto questi investimenti che sono senz'altro graditi anche all'Unione Europea, perché li facciamo assieme alla Banca Europea degli Investimenti, eccetera. E ogni volta si riesce a portare a casa qualcosa, però non è un ritornare sul sentiero maestro delle regole accettate. Quindi da questo punto di vista possiamo capire onestamente che cresca un po' la diffidenza degli altri partner nei confronti di questa Italia che continua a fare promesse e a disattenderle. D'altra parte bisogna anche dire che l'Europa si è dimostrata carente su questo punto non irrilevante della storia, che è quello di prevedere appunto il risanamento di un paese che per qualsiasi motivo sia uscito dalla retta via. Allora, io posso anche credere, come fede politica o come credo teorico, al dogma della stabilità di bilancio. Stai con un equilibrio di bilancio, osservalo e vedrai che non vai mai fuori, che automaticamente i piccoli sussulti di un sistema capitalistico verranno riassorbiti. Posso credere a questo, ma questo non toglie che se per un qualsiasi motivo un paese partner si trova fuori strada di parecchio, devo prevedere la maniera di riportarlo gradualmente e con minor traumi possibili all'interno del mainstream. Ecco, questo l'Europa non lo ha fatto, ma in termini che hanno spaventato tutti con la Grecia, con il sentiero appunto di risanamento greco che è stato fonte di grandi sofferenze, quindi nessuno aveva voglia di ripetere questa esperienza. Da questo punto di vista devo dire che nel nostro piccolo potremmo anche dare un buon insegnamento, perché nel nostro ordinamento amministrativo c'è l'istituto come si chiama? Della politica di risanamento, del periodo di risanamento attuato nei confronti dei comuni che sono malmessi ma non ancora in dissesto. C'è proprio la figura giuridica del comune in predissesto. Questo viene preso sotto cura dal governo e si stabilisce un percorso decennale di risanamento. Un po' all'insegna del bastone della carota, cioè un po' più di sacrifici e però anche un po' di aiuti da parte centrale fino a che riprende anche il comune a funzionare regolarmente. Ecco, questo è qualcosa che nello strumentario dell'Europa non c'è ed è effettivamente un peccato perché obbliga a tutti questi strumenti imperfetti che prolungano situazioni di crisi. E da qui in avanti quindi i rapporti un po' si rompono, certi atteggiamenti soggettivi aggravano anziché alleggerire i problemi oggettivi e quindi abbiamo una fase di logoramento del rapporto. Devo dire che poi stanchiamo un po' anche i nostri partner riproponendo ogni piè sospinto gli Eurobond, pretendendo che li vengano ad attuare con gioiosa
con gioioso slancio. Gli Eurobond significano debiti statali che hanno però una garanzia comune. Praticamente, insomma, io vado in banca, da solo sono considerato poco affidabile, mi fanno prestito al 10%, allora chiamo uno che invece è molto affidabile e mettendoci insieme, avendo anche la sua garanzia, mi fanno credito al 5%, quindi per me è un grosso vantaggio. Solo che per l'altro, che poteva avere credito all'1%, fare credito al 5% è un grosso svantaggio e non capisce perché dovrebbe farlo, solo perché io con il mio comportamento sono diventato inaffidabile sui mercati, talché riesco a piazzare i titoli pubblici soltanto con saggio di interesse molto più elevato. Questo della mutualizzazione del debito pubblico è stata elaborata come teoria in tutte le varianti possibili, tecnicamente perfette, ma non è mai stata presa in considerazione dai paesi del nord, in particolare dalla Germania. Non conosco nessun atto politico in cui la Merkel abbia considerato sta roba, se non nell'ultimo discorso del 23 in cui ha lanciato l'epitafio, direbbe sarebbe contro i trattati, non ne parliamo neanche. Quindi questo ha un po' aggravato ulteriormente il nostro rapporto con l'Europa. Dall'altra parte invece siamo noi dalla parte della ragione su una questione come le migrazioni, dove abbiamo sentito l'Europa lontana dai problemi che erano particolarmente accesi per il nostro paese. Perfino nella prima fase della pandemia, devo dire, non siamo stati, come dire, abbracciati stretti con grande solidarietà. Tanto è vero che la Ursula von der Leyen non si è pubblicamente scusata per la scarsa attenzione e la scarsa solidarietà dimostrata dall'Europa nei confronti dell'Italia nella prima fase della pandemia. Però dopo le cose sono cambiate. E qui finisce la storia e si apre il capitolo contemporaneo che apre, secondo me, delle prospettive interessanti. Perché nella pandemia abbiamo primo il primato, triste, dei morti, 33.000 morti in Europa. Abbiamo dimostrato una buona tenuta, tutto sommato, del sistema sanitario nazionale e abbiamo dato una prova straordinaria di solidarietà. E da questo punto di vista ci siamo guadagnati il rispetto. Ecco, io leggo quotidianamente nella rassegna stampa anche pezzi di giornalisti importanti, di osservatori, di economisti importanti e devo dire che è cambiata. Anche stamattina Werner Sinn, che è insomma un falco tedesco che non aveva mai risparmiata la storia al nostro paese, ma tanto di cappello è per primo che chiede una moratoria del debito pubblico italiano. Quindi questo ha creato un nuovo clima. Allora, chiudendo la storia e aprendomi la contemporaneità, dico guardate che stiamo vivendo, purtroppo se pensiamo che tutto deriva dalla pandemia, ma per fortuna se guardiamo da qui in avanti cosa ci aspetta, un capitolo straordinario in cui possiamo azzerare tutte le liti del passato e ripartire da capo con un senso di comunità più pregnante e con una maggiore solidarietà. Questa maggiore solidarietà si è anche manifestata subito in provvedimenti di politica economica, alcuni non finanziari, di tipo regolamentare ma molto importanti, per esempio l'eliminazione praticamente, sia pure temporanea, ovviamente finché dura la pandemia, del fiscal compact. Fate pure debito perché non c'è altra soluzione a fronte di questa situazione che richiede che ci sia una grande massa di moneta e di aiuti pubblici all'economia reale. L'ha detto Draghi, l'hanno fatto subito e devo dire che da questo punto di vista non c'è più nessun problema di disciplina di bilancio che ci possa impedire di fare quella che riteniamo la politica più corretta per questa grave emergenza. Lo stesso hanno liberalizzato i fondi strutturali che non avevamo ancora spesi, anche quelli lì sono più di 10 miliardi che insomma fanno comodo. E poi ci sono le misure finanziarie di cui avrete sentito parlare almeno 30 volte al giorno nelle ultime settimane, ma ve le richiamo giusto per fare il quadro complessivo. Il primo è il prestito SURE per sicuro, proprio l'aggettivo che hanno usato, di 100 miliardi per sostenere l'occupazione e tutte le politiche del lavoro. Questi sono prestiti naturalmente, ma prestiti fatti con garanzia europea, quindi praticamente un saggio di interesse quasi nullo.
mentre da noi bisogna ancora pagare, poi mi dirà, vedo che qua ci sono degli esperti, ma insomma credo che un 1,84 di spread, 184 basic point di spread ci sono ancora, quindi insomma siamo vicini al 2% di interesse per riuscire a piazzare i titoli pubblici. Secondo canale è quello del prestito della Banca Europea degli Investimenti di 200 miliardi, e questa è un'occasione veramente unica perché saranno progetti che possono provenire dagli stati, dalle istituzioni pubbliche, ma possono provenire anche dalle imprese, e che dovranno essere, come dire, valutati e apprezzati dalla Banca Europea degli Investimenti, che gode di un profilo tecnico molto elevato e che va alla ricerca effettivamente di buoni investimenti, ma di buoni investimenti in un'ottica europea. E quindi qui bisogna attrezzarsi subito, senza perdere neanche un giorno di tempo, per elaborare piani industriali, piani infrastrutturali, perché appena finita la pandemia, e col vaccino prima o dopo si metterà anche la parola fine a questo capitolo, l'economia tornerà ad andare nelle direzioni strategiche già scelte dall'Europa come obiettivi di lungo periodo: l'economia circolare, l'economia digitale, il Green Deal e tutte queste cose, la nuova mobilità urbana. Quindi dobbiamo attrezzarci per essere in grado di presentare buoni progetti e concorrere quindi al finanziamento della Banca Europea degli Investimenti. Giusto per darvi un esempio di cosa intendo dire, tutti gli studiosi, giuristi ed economisti sono d'accordo che con questo codice degli appalti che abbiamo, tanta strada non ne faremo e perderemo 1000 occasioni. Quindi bisogna semplificare, bisogna rendersi efficienti come il resto dell'Europa. E poi abbiamo la vessata questione del prestito MES. MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, il Fondo Salva Stati, che prevede interventi per i paesi in difficoltà, ma con le condizionalità che l'hanno reso sempre sgradito, perché significa proprio essere sottoposti a tutela da parte di qualche tecnostruttura europea. Però in questo caso il MES è stato utilizzato intelligentemente dalla von Leyen come contenitore già pronto ed è stato liberato da ogni condizionalità che non sia quella dell'oggetto. Diamo questi soldi a un tasso di interesse quasi nullo, 0,11%, va bene, purché siano usati in forma diretta o indiretta per la sanità. E io credo che sia una condizione accettabile. Oltretutto accettare questo assicura, questo prestito MES, assicura la possibilità, secondo le regole europee, di avere un occhio di riguardo da parte della BCE, che è quella che ci ha salvato in questo momento, perché con il debito che avevamo al 134%, più quello che faremo adesso per il deficit, che è inevitabile in questa fase di sostegno dell'economia, noi andremo di fronte a difficoltà enormi nei mercati finanziari. Avremo lo spread che di nuovo torna a valori altissimi, se non avessimo la BCE che compra di continuo. Quindi è fondamentale mettersi già in testa che se non avessimo l'Europa alle spalle, io l'ho usato per la prima volta qualche settimana fa in un articoletto, ma l'ho usato, noi saremmo in vista del fallimento, nel senso che non riusciremo più a piazzare a saggi di interesse sostenibili i titoli del debito pubblico su un mercato fatto unicamente da speculatori privati. Quindi la BCE ci sostiene, finora il sostegno si è dimostrato sufficiente, ma avessimo bisogno di un sostegno particolare, il che significa, adesso non vi voglio tediare con tecnicalità, ma un acquisto di titoli pubblici italiani, sia pure sul mercato secondario, al di là di quella che sarebbe la quota che ci spetta nel quadro complessivo degli interventi della BCE, no, appunto con il prestito MES abbiamo il diritto a un intervento suppletivo e illimitato da parte della BCE. Non ne abbiamo avuto bisogno oggi, potremo averne bisogno domani, motivo di più quindi per accettare il prestito MES. E poi abbiamo il Recovery Fund. Scusate, prima di lasciare la storia del prestito MES, è questione di vile denaro, ma di questo stiamo parlando. I 36 miliardi che toccherebbero all'Italia sotto questa voce, prestito MES,
pari al 2% circa del prodotto interno lordo di ciascun Stato, quindi appunto 36 miliardi per l'Italia, verrebbero a costarci 0,11 euro di saggio di interesse. Paragonateli con i saggi di BTP della stessa durata decennale e vedrete che c'è un risparmio per ogni anno di circa 600, di oltre 600 milioni, secondo i miei calcoli. Quindi insomma, mi sembrerebbe veramente irragionevole perdere questa occasione. Finisco con quella che è la novità di quest'oggi, il Recovery Fund, che era stato preannunciato qualche settimana fa, come un fondo tutto da studiare che doveva servire non più all'emergenza ma proprio al rilancio. Abbiamo adesso qualche idea più chiara perché la Ursula von der Leyen ha presentato il suo piano che prevede i 500 miliardi di sussidi, di contributi a fondo perduto già annunciati nell'accordo Merkel-Macron, in più 250 miliardi di prestiti, quindi sono 750 miliardi che insomma ha una potenza di fuoco notevole. Che saranno dati, ecco l'elemento importante di questo fondo come anche degli altri che vi ho accennati, non in base alle quote nazionali implicite nel finanziamento, tanto dai e tanto in proporzione ricevi, con piccole differenze ovviamente in base al bisogno, alle necessità, eccetera, ma sostanzialmente finora tanto dai e tanto ricevi. Qui invece si va esplicitamente a dire andiamo ad aiutare i paesi che sono stati più colpiti, che quindi hanno necessità maggiori, e lo facciamo però già indirizzando l'economia verso quegli indirizzi strategici che ci eravamo dati e che ho richiamato prima, un'economia digitale, la capacità dell'Europa di essere autonoma rispetto alle grandi piattaforme asiatiche e statunitensi, l'economia circolare, la mobilità urbana, la lotta al terrorismo e quant'altro. Quindi da questo punto di vista è un cambiamento importante di ottica che voglio sottolineare, perché si dà per la prima volta, in questi termini così massicci, l'idea appunto di una comunità. La Merkel, in un discorso fatto la settimana scorsa al Parlamento europeo, che ha secondo me proprio un respiro storico, ha usato il termine di comunità di destino, Schicksalgemeinschaft, che significa proprio che volenti o nolenti noi siamo assoggettati alla stessa sorte e di questo dobbiamo renderci conto, e da questo punto di vista vedo già un'espressione operativa di questo modo di vedere nel momento in cui la comunità europea dice ognuno dà, no, secondo le quote già stabilite, ma dopo diamo il ricavato sotto forma di contributi o sotto forma di prestiti a quelli che hanno più necessità all'interno di un quadro che però rappresenti il rafforzamento di tutta l'Unione Europea. Ecco, io vedo in questo effettivamente la possibilità di aprire un capitolo nuovo per la storia dell'Europa e per la storia del nostro Paese all'interno dell'Europa, all'insegna di una ritrovata solidarietà e fiducia. Me lo auguro anche come naturalmente buon mazziniano e buon socio del Movimento Federalista Europeo. Grazie dell'attenzione. Benissimo, peccato che non si sentano gli applausi, però hai numerose persone che stanno applaudendo. È stata veramente una relazione interessante, significativa. Non avevo dubbi, Gilberto, su quello che ci avresti detto, quindi ti ringrazio anzi della disponibilità che hai dimostrato. Penso che ci siano delle domande e quindi aprirei subito alle persone che avevano chiesto di fare una domanda. Roberto Altoviti. Sì. Buonasera dottore. Buonasera. Io volevo chiedere proprio su questo ultimo punto, ma lei ritiene che tutto il Consiglio dia parere favorevole alla parte degli 80 miliardi a fondo perduto che spetterebbero all'Italia? Non parlo della parte a prestito, ma a fondo perduto 80 miliardi? Beh, finora hanno detto di no. Sappiamo che sono 4 paesi che si autonominati frugali, ma mi dicono che in Francia li chiamano tirchi, no? 2 appartenenti all'Eurozona, che sono
Austria e Olanda, e 2 fuori, Danimarca e Svezia, che hanno appunto ribadito esplicitamente il no ai contributi a fondo perduto. Però insomma da questo punto di vista abbiamo 2 corazzate, la Francia e la Germania, che tirano dall'altra parte, quindi di sicuro troveranno insomma in termini di trattative la maniera di strappare il consenso, pagando qualcosa ovviamente. Non è una strada in discesa, anche quella lì è una strada in salita, ma è una salita percorribile. Comunque il quesito è molto giusto, anche perché ci fa ricordare che noi siamo ancora in una confederazione di stati sovrani, anche se abbiamo ceduto in 19 stati su 27 la sovranità monetaria alla BCE. Però siamo ancora sovrani su tutta la politica di bilancio e tutta la politica interna, il che significa che una cosa di questo genere va approvata all'unanimità da tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Economica Europea. Solo la BCE decide a larga maggioranza, ma a maggioranza e non unanimità. Ma gli altri devono passare appunto per le forche caudine dell'unanimità. Però, ripeto, la causa è buona, le forze che sorreggono questo indirizzo sono potenti, quindi ho fiducia che si potrà andare avanti, sempre che non ci mettiamo noi a crearci dei guai, perché l'abbiamo fatto già più volte nella storia, perché per esempio il no al MES io prevedo, è una mera previsione, ma prevedo che indispetterebbe molto anche i nostri partner. Insomma. Silvano Marsiglia è il prossimo. Sì, grazie. Anzitutto vorrei ringraziare il professore per il rigore scientifico della sua relazione, una relazione assolutamente condivisibile. E vado subito al dunque ponendo 2 problemi. Anzitutto, quando c'è stato l'inizio della pandemia, noi eravamo in un momento abbastanza delicato della vita dell'Europa, dopo le elezioni europee, si brancolava un po' nel buio e ci eravamo aggrappati un po' tutti al tema della conferenza sull'Europa in base alla proposta Macron. Poi sembra la pandemia, ma può darsi che ci siano stati anche altri problemi, quel discorso è restato un po' bloccato e c'è da chiedersi, e lo chiedo a lei, se c'è da avere fiducia e speranza in quelli che possono essere i risultati della conferenza sull'Europa qualora venga ripresa. E il secondo punto riguarda i limiti che vorrei evidenziare, almeno quelli che vedo io, e vorrei sapere dal professore se siamo sulla strada giusta. Ognuno degli interventi fatti, quelli previsti dal Consiglio europeo di aprile, e lei li ha elencati tutti, e quello di oggi, devo dire, la bella relazione fatta dalla Presidente della Commissione presentando l'intervento al quale lei ha pure fatto riferimento, ma tutti questi interventi hanno un grande limite, a mio parere. Non viene creato un potere fiscale europeo, manca alle spalle l'Europa e quindi si è sempre nelle mani degli Stati. Per cui ecco che nasce il problema dei frugali che da un lato si oppongono o da altre situazioni di questo tipo. Vorrei conoscere lei il suo pensiero su questo. Grazie. Sì, la diagnosi è ineccepibile, no? Noi appena usciamo dal vincolo monetario entriamo nel terreno fiscale che appartiene ancora alla sovranità dei singoli stati, quindi tanta strada insieme non ne facciamo. Però è anche vero che in questo sentiero tortuoso che abbiamo iniziato a percorrere 70 anni fa, no? Sono proprio 70 anni passati, dal 9 maggio del 1950, quando venne enunciato il proposito di creare la comunità economica del carbone e dell'acciaio. La parte fiscale ha sempre visto un passo avanti e un po' di pausa, se no addirittura mezzo passo indietro. Rispetto al passato, qui siamo di fronte sempre a un passettino e non una rivoluzione che richiederebbe appunto la creazione di una federazione, insomma. Però un passo non indifferente, perché la Ursula von der Leyen, quando ha dovuto
anche dichiarare come vuole finanziare questa spesa di 750 miliardi, 500 di contributi a fondo perduto, 250 di prestiti, ma prestiti a lunghissimo periodo, e quindi anche quelli lì praticamente nel momento dell'erogazione deve aver trovato i soldi. Dove li trova? E voi sapete che l'idea è quella di rafforzare il bilancio dell'Unione Europea, un bilancio che adesso è veramente ridotto all'essenziale, circa 155 miliardi, che rappresentano poco più dell'1% del prodotto interno lordo di paesi aderenti, con cui la Comunità Europea fa anche delle cose incisive perché si è limitata a pochi settori, l'agricoltura, grandi infrastrutturazioni europee, la politica della ricerca, l'Erasmus, ecco. Quindi su certe cose è anche incisiva, però è chiaro che di fronte a un problema che colpisce l'intero sistema economico europeo non può fare molto. Allora, la proposta politicamente già supportata da Francia e da Germania è quello di aumentare la dimensione del bilancio europeo, come? Attraverso un innalzamento dei contributi già esistenti. I contributi sono in parte tariffe doganali, in parte una quota del gettito IVA e poi essenzialmente un contributo statale commisurato al PIL. Quindi prevedere un aumento delle entrate tradizionali e introdurre però anche nuove imposte, per esempio l'imposta, la digital tax, l'imposta appunto sulle piattaforme che operano in continente europeo, fanno un sacco di soldi e pagano pochissimo o niente. E poi la carbon tax, di cui si sente parlare da tanti anni, forse questo, anche grazie alla caduta del prezzo del petrolio, potrebbe essere l'occasione per introdurre una carbon tax europea, proprio gestita dalla Commissione europea, di introiti ragguardevoli. E poi ha parlato, ma qui il discorso è stato molto indeterminato, non so esattamente cosa intenda, di tassazione sulle grandi imprese. Quindi c'è questo avanzamento, ma quello dell'unione fiscale è proprio l'ultimo e finora insormontabile ostacolo, quindi dobbiamo, come col muro di Berlino, insomma, andare col scalpello e poco alla volta si riuscirà anche a spezzarlo. Ma è la strada difficile che resta da fare, quella dell'unione fiscale, ovviamente. Ecco qui. C'era anche un'altra domanda del PDG Lanzillotti che voleva appunto intervenire. Prego. Buonasera professore, innanzitutto la ringrazio per la relazione che mi ha chiarito non solo a me ma credo a parecchie persone la funzione dell'Europa. Io le faccio una domanda che per me è un chiarimento. Sento sempre parlare del nostro debito pubblico molto alto che ha raggiunto il 160%, e però di contro sento anche che noi abbiamo un risparmio privato eccellente che, se investito opportunamente, potrebbe portare questo debito pubblico nei limiti previsti appunto dall'Unione Europea. Ora però non si parla invece del debito privato che la Germania e gli altri paesi hanno, specialmente dei privati nei confronti delle banche, e del debito pubblico. Si parla solo del debito pubblico, che è molto basso e che è giusto nei termini. Vorrei capire se questo incide e in che maniera incide nelle determinazioni che poi vengono prese. E un'altra cosa a cui credo di poterle chiedere è questo. Io credo poco nella fattibilità degli investimenti nelle strutture nella nostra nazione, perché abbiamo una burocrazia che blocca tutto. Come lei ben sa, ci sono opere pubbliche per miliardi fermi che sono già appaltati e non vanno avanti. Quindi penso che sfrutteremo molto poco quei 200 miliardi della Banca Europea degli Investimenti. Ecco, volevo conoscere il suo parere in tal senso. Grazie. Sì, sul primo quesito, debito pubblico e debito privato, questo era un cavallo di battaglia, insomma, di diversi politici, nomino soltanto Tremonti, per dire, ma tutto sommato noi siamo più solidi degli altri perché appunto abbiamo grande ricchezza privata.
che fronteggia un debito pubblico rilevante, sì, ma non così rilevante. Il debito pubblico andrà anche al 160% del PIL, ma insomma la ricchezza privata è 4-5 volte il PIL. Solo che la ricchezza privata bisogna mobilitarla. Finora abbiamo avuto soltanto l'esempio recentissimo dei BTP Italia, questo prestito patriottico, che però prevede un saggio di interesse dell'1,40%, più un premio di fedeltà dell'8 per 1000 alla scadenza quinquennale, più l'inflazione, perché è al riparo dall'inflazione. Allora, anche soltanto avere un 1,5% di inflazione significa andare al 3%. Meglio che ci prendiamo i soldi europei allo 0,11%. Quindi il fatto di avere questa grande ricchezza privata, se si mobilita soltanto a saggi di interesse più elevati di quelli che possiamo trovare sul circuito europeo, beh, è meglio andare sul circuito europeo. Diverso naturalmente, ma allora cambiamo completamente il registro, è quello di dire non mobilitiamo volontariamente la ricchezza privata facendo appello al patriottismo, ma sequestriamo la ricchezza privata attraverso una bella patrimoniale oppure attraverso un prestito forzato. E questi qualche effetto potrebbero averlo, ma è un altro capitolo che insomma richiederebbe un approfondimento a sé stante. Altrimenti non vedo la possibilità. Poi il fatto che ci sia in altri paesi il debito privato così alto, guarda, il debito privato, tranne naturalmente anche quote limitate che ricorrono a prestiti internazionali, ma in genere è prestito interno, quindi Tizio in Germania presta a Caio in Germania. Nel consolidato paese le cose si eliminano, così come anche a livello pubblico, se noi potessimo tutto piazzare a condizioni accettabili il debito pubblico presso risparmiatori italiani, potremmo guardare con molta meno preoccupazione al futuro. Il Giappone è in questa situazione, un debito molto alto da molti anni, ma tutto interno. Allora, no, il dottor Altoviti, che prima aveva posto la domanda, e che ho piacere di ricordare è stato un mio laureato, si ricorderà che sul debito pubblico tutto interno il limite è puramente sociale, perché una parte riceve rendite e una parte deve pagare le imposte per pagare le rendite. Oltre un certo punto la coesione sociale si sfalda, ma prima di arrivare a quel limite ne passano. Quindi abbiamo l'esempio concreto molto importante del Giappone, che riesce a vivere con saggi di debito pubblico superiori al nostro, ma grazie appunto al fatto che tutto è interno. Noi invece ricorriamo ancora per una quota non trascurabile a investitori esteri. Non riusciremmo, se non con spread molto alti, a piazzare tutto all'interno. E allora da quel punto di vista lì noi siamo effettivamente esposti, in quanto debito pubblico che richiede la sottoscrizione anche da parte di investitori stranieri. Questo non succede per paesi che hanno un debito pubblico più basso, in cui la quota di investimento estero è irrilevante e comunque non preoccupante, perché comunque riescono a piazzare i loro titoli pubblici a costi molto bassi. Oggi per sottoscrivere un Bund tedesco, va bene, bisogna pagare il privilegio. Non solo non si riceve un tasso di interesse positivo, ma si riceve un tasso di interesse negativo. Cioè è un mondo diverso da quello in cui siamo vissuti fino a pochi anni fa e che avevamo studiato nei libri di testa. L'idea del risparmiatore che paga il debitore perché gli faccia la grazia di comprare i titoli del debito pubblico non era neanche concepibile. Ecco, viviamo in questo mondo, insomma. Quindi il debito pubblico è diventato una cartina di tornasole molto importante per capire il posto che un paese gioca nello scacchiere mondiale, se è ancora credibile o non credibile, e se non è credibile va in cerca di guai grossi, deve recuperare la credibilità prima possibile. Ecco, per quanto riguarda il secondo quesito, governatore, sulle infrastrutture, sono perfettamente d'accordo. Noi abbiamo delle cose di cui vergognarci onestamente, no? I fondi strutturali europei restituiti perché non sapevamo utilizzarli, le infrastrutture che
richiedono tempi e costi che sono multipli di quelli medi europei. Però questo è uno di tanti problemi di struttura che dobbiamo affrontare. La disciplina dell'euro era appunto questa, ma non l'abbiamo capita forse, o no, abbiamo fatto finta di non capirla, che non c'era più la possibilità di giocare con le svalutazioni competitive della moneta. È come un professionista che vede che non ha clienti e abbassa le tariffe. Vabbè, meglio che perdere del tutto il lavoro, però non è che faccia tanta strada, insomma, continuando ad abbassare le tariffe per riuscire ad avere ancora qualche cliente. Ecco, noi svalutavamo la moneta in maniera da poter essere più competitivi con le nostre esportazioni e tirare avanti, ma dopo un po' cosa succedeva? I prezzi si alzavano perché le importazioni diventavano più care se avevamo svalutato e quindi bisognava fare un'altra svalutazione competitiva. Essere entrati nell'euro significa esattamente cancellare questo metodo e dire io da qui in avanti divento competitivo perché investo di più in educazione, in formazione, in organizzazione, in infrastrutture e quant'altro. Gli altri paesi l'hanno fatto e noi non l'abbiamo fatto e quindi da 20 anni stiamo arrancando quando gli altri camminano veloci. Questa è la realtà di fondo su cui dobbiamo meditare giorno e sera. E quindi questo delle infrastrutture, sono d'accordo, menzionavo prima il codice degli appalti pubblici, ho letto anche recentemente un articolo che identificava dei punti da modificare che non sono eccezionali o particolarmente difficili, però se ricordate il webinar di Cottarelli come metteva in rilievo il ruolo nefasto della burocrazia nella vita economica del Paese. Ma qui non è solo burocrazia, forse la burocrazia è all'origine, qui è tutto un sistema di leggi, paghiamo anche molto questa paura naturalmente della corruzione che esiste, però non possiamo neanche rispondere aggravando tutti i processi autorizzativi, oltre ogni misura, perché alla fine, oltretutto abbiamo visto che si bloccano gli onesti senza riuscire a bloccare i disonesti, e quindi non è solo burocrazia in senso stretto, insomma, è proprio anche a livello legislativo che dobbiamo fare delle riflessioni giuste su come vogliamo organizzare la nostra società. Certamente. C'era l'ingegner Tabacchi che aveva chiesto di fare una domanda. Prego. Buonasera a tutti. Grazie Gilberto per questa interessantissima relazione che ho ascoltato veramente con molta attenzione e anche mi sono chiarito dei punti. Io volevo fare un appunto sulla seconda parte di tutto ciò, nel senso che bene o male dopo 2 mesi di lockdown, dopo quanto è successo in campo sanitario, abbiamo visto l'Europa che ha cominciato a cambiare direzione ed essere un po' più d'accordo nei riguardi dei paesi che sono stati estremamente colpiti. L'ultima notizia è quella di oggi, il Recovery Fund, dove bene o male c'è una quota parte a fondo perduto. Bene, adesso io mi faccio una seconda domanda, ma secondo te riuscirà l'Italia ad utilizzare parte di quei famosi 200 milioni di cui si parlava prima? Riuscirà ad avere dei progetti strategici che saranno finanziati, che potranno essere finanziati? E riuscirà ad utilizzare parte dei fondi del recovery? Perché, d'accordo, prima abbiamo urlato tanto che volevamo questo aiuto, ma adesso questi aiuti bisogna prenderli e calarli a terra. Siamo in grado con questo governo, con questa organizzazione, con questa burocrazia di intervenire velocemente e dare una mano a tutti coloro che ne hanno tanto bisogno? Grazie. Caro Dino, giriamo tutti attorno allo stesso punto, no? Che è cruciale in effetti. Se riusciremo a cogliere queste occasioni, in passato ne abbiamo sprecate parecchie, questo è decisivo e questa consapevolezza della crucialità proprio del momento
e della grande occasione che ci viene offerta, spero che ci dia forza per fare queste riforme, che sono le solite, insomma, no? Riforme della giustizia, riforme dell'ordinamento amministrativo e poi infrastrutture, perché effettivamente abbiamo competitività, tu me ne insegni, competitività buona a livello di fabbrica, appena si va fuori, no? E si incontra la strada pubblica, l'ufficio pubblico di certificazione, perdiamo la competitività. Io penso che la batosta che abbiamo ricevuto, e finalmente non per nostra colpa, ci dia anche una forza, perché nei momenti drammatici il Paese ha dimostrato di saper reagire e quindi penso che ci siano energie sufficienti in Paese per cambiare rotta. Ricordiamo anche poi che il Paese si è dotato di strumenti un po' più diversificati che consentono di avere, almeno in certi segmenti di attività economica, più celerità rispetto ai percorsi burocratici tradizionali. Sto pensando a Cassa Depositi e Prestiti, a F2I, a quelle società pubblico-private che insomma riescono ad avere l'agilità, ecco, del decisore privato pur in un contesto di interessi pubblici. Naturalmente anche lì c'è la possibilità di sfruttare le capacità operative di questi enti per fare di più e per fare cose che all'interno del settore pubblico in senso stretto non riusciremo a fare. C'è naturalmente anche il pericolo, perché se a Cassa Depositi e Prestiti, nonostante il suo statuto che lo vieta, addossano all'Italia, è chiaro che non si fa tanta strada, insomma. Però, ripeto, io voglio essere fiducioso, anche perché non vedo alternative. Bene, ci sono altre domande? Se sei d'accordo, Gilberto, io te ne farei fare alcune. Casomai le facciamo brevi, così riusciamo a lasciare spazio per tutti. Allora, c'è il Andreozzi, il signor dottor Andreozzi, che aveva chiesto di parlare. Sì, grazie Roberto. Grazie professor Muraro, Gilberto, visto che ci conosciamo e siamo stati colleghi, e ti saluto con tanto affetto. Ricambia. Io vorrei che tu tornassi un momento per chiarire a me e credo anche ad altri sulle ultime tue riflessioni che hai fatto per esempio sulla corruzione e sugli appalti, richiamandoti anche alle ultime battute del meeting col professor Cottarelli. Semplificazione degli appalti e il rischio di infiltrazione mafiosa. Ecco, questo è un aspetto che abbiamo visto non essere solo un aspetto italiano. Conosciamo quello che è accaduto in Slovacchia, quello che è accaduto a Malta, cioè con coinvolgimenti ben più gravi perché hanno coinvolto i governi nazionali. Allora, questa linea sottile tra un provvedimento, un paletto che possa bloccare gli onesti senza riuscire a bloccare i disonesti e il viceversa. Ecco, come la vedi tu? Perché credo che con l'emergenza sanitaria ed economica in cui il coronavirus ci ha piombati, abbiamo ovviamente dimenticato un pochino, si è abbassato il livello di attenzione della società civile italiana su quello che è il problema della corruzione, il problema dell'infiltrazione mafiosa. Mi piacerebbe conoscere il tuo pensiero al riguardo. Grazie. Sì, ottimo quesito, mi sento inadeguato a dare una risposta pertinente ed esaustiva. Ricordo che noi abbiamo questo problema della corruzione, che poi ce l'abbia anche Malta e ce l'abbia qualche altro paese. La Slovacchia ci consola poco. Nei grandi paesi europei siamo il paese che ha questa dannazione più elevata rispetto agli altri, insomma, no? Così come l'evasione, dico, ce l'ha per tutto, ma noi ce l'abbiamo più elevata. La giustizia non sarà celere da nessuna parte, ma da noi è più lenta che altrove.
insomma, su questo di più si gioca il differenziale che elimina o crea competitività. Ecco, noi non siamo competitivi perché abbiamo questo di più di danni. Ecco, sulla storia precisa della corruzione, io ricordo che l'ANAC era stata per anni presieduta da una cara collega dell'Università di Catania, professore Savizzo, che faceva le cose molto per bene, secondo me. Era di una buona scuola di scienza delle finanze, era stata nell'autorità per i lavori pubblici. Insomma, aveva fatto le cose in silenzio ma tranquillo. Poi esplose la fase spettacolare dell'ANAC con il giudice Cantone, che sortì anche qualche buon effetto, però ingigantì il ruolo, e qui di nuovo vedo non è burocrazia, è legislatore, ingigantì il ruolo dell'ANAC. Io ricordo quando lessi che l'ANAC era anche incaricata di tenere il registro, no, di chi poteva fare progetti o imprese, insomma, autorizzate, quindi i compiti del controllo o addirittura della pianificazione dei controlli venivano fusi con compiti operativi e con compiti gestionali. No, mi si sono rizzati i capelli, insomma, perché qui ci sono tra gli ascoltatori, visto che professor Costa, non si può creare un'organizzazione, no, in cui si fa di tutto, insomma, no? Perché vuol dire che vai a creare un corpo gigantesco che diventa parte del problema anziché parte della soluzione, insomma, no? E si è puntualmente verificato questo ritardo nelle procedure perché mille cose da fare, insomma. Mille cose da fare, di cui buona parte da eliminare. Ecco, io suggerisco, se vuoi approfondire l'argomento, c'è stato un saggio molto succoso e convincente di Luisa Torchia, che è allieva di Sabino Cassesi, insomma una delle migliori studiose di diritto amministrativo, che ha fatto proprio l'analisi puntuale del codice degli appalti, no? Eliminando poche cose, quindi salvaguardando quella che è l'ispirazione di avere, insomma, un codice coerente, esaustivo, eccetera, già eliminiamo molto ritardo, che a volte basta poco per perdere la competitività, e questo lo dobbiamo metterci in testa. Mi scuso, non ho risposto in maniera più puntuale, ma questo è quanto potevo dire. Grazie Gilberto. C'era adesso il dottor Sallustio del club di Ostuni, se non sbaglio. Buonasera a tutti, un saluto da Ostuni al professor Muraro, all'amico Gilberto. Grazie Ferdinando. Ciao Gilberto, grazie per questa analisi dotta, sintetica e precisa. Noi siamo afflitti dagli economisti da TV, da blog, dagli economisti da WhatsApp, che durante anche la fase della pandemia hanno seminato discordia nei confronti non soltanto dei governi che ci sarebbero ostili, ma proprio dei paesi, come esortando a un improbabile boicottaggio dei prodotti tedeschi, faccio un esempio, o a un invito a comprare italiano perché è bello. Facciamo un esercizio di fantapolitica. C'è stato l'ex ministro Savona, che doveva essere ministro dell'economia nel governo Conte 1, poi Mattarella non lo nominò, è diventato ministro degli affari europei, ora presidente della Consob, che nel 2018 diceva l'euro è un cappio che si stringe al collo dell'Italia. Visto che, grazie a Dio, ancora siamo nelle condizioni di poter respirare, e credo lo saremo ancora di più proprio grazie all'euro e all'unione monetaria, cosa possiamo rispondere a questi profeti di sventura? Ma il professor Savona ha un curriculum accademico e in Banca d'Italia e in Confindustria di altissimo profilo, il che non impedisce a un modesto economista come me di ragionare con la sua testa, e sull'euro secondo me ha proprio sbagliato completamente. Senza la BCE noi saremmo già in una situazione di default. Lo dico proprio a fatica, mi vengono un po'... ma lo dico, insomma, saremo già, quindi l'euro teniamolo sullo stretto perché sarebbe una catastrofe uscirne. Grazie. Alberto, c'era Iuri Zuccolaro che voleva un po' farti una domanda. Mi sentite? Sì. Gilberto, grazie della relazione, è stata veramente molto interessante, tant'è che la domanda non è sulla relazione perché era già molto chiara. Però hai fatto un accenno sul fatto dei tassi negativi tedeschi.
E qui ho una curiosità, perché mi sono sempre domandato come mai dei tassi negativi possano esistere. L'unica risposta che mi sono dato, però volevo sentire la tua opinione, è che qualcuno scommetta evidentemente sul fatto che l'euro possa crollare, che quindi se compro dei Bund tedeschi poi posso speculare sulla rivalutazione che avranno i miei titoli, perché evidentemente se poi rimane il marco si rivaluta almeno del 30-40% rispetto all'attuale valore. Da qui il fatto che io posso accettare di perdere pur di prestare denaro, che è una cosa francamente molto strana. Volevo sapere cosa ne pensavi e se questa scommessa sull'euro che crolla è giusta come mia osservazione o se c'è qualcos'altro. No, indubbiamente ci può essere una componente speculativa, no? Nel caso del 92 questo è stato dimostrato, abbiamo fatto da cavie a livello di analisi economiche internazionali. Il caso Italia del 92, quando appunto svalutammo, fu una manovra combinata, no? Amato disse: ma noi abbiamo svalutato tutto sommato di poco, è l'euro che è rivalutato di molto, comunque il differenziale era del 30%, quindi insomma dalla sera alla mattina ci siamo trovati con una decurtazione terribile. Ecco, in quel caso lì si sa che c'era stata la speculazione con Soros, no? Che aveva intravisto che praticamente sarebbe stato insostenibile la parità della lira con il marco. Adesso io non so quanto giochi il gioco speculativo nei termini che tu l'hai detto, insomma, no? Prevediamo la caduta a breve termine. Di sicuro c'è una forte domanda di titoli di qualità. E da questo punto di vista gli amici che proprio sono specialisti di mercati finanziari mi dicono che creare anche questi bond europei per fare il recovery bond, per fare quei fondi che vi ho detto prima, il MES, cioè fondi europei che quindi danno garanzia all'investitore tanto da poterli piazzare se no a tassi negativi come i Bund tedeschi ma a tassi simili allo zero, risponderebbe proprio a una domanda del mercato, non necessariamente rappresentato da speculatori, ci sono anche fondi pensione, eccetera, che hanno bisogno di piazzare una quota, va bene, di titoli sicuri. Quindi da questo punto di vista il paradosso si può spiegare, insomma. Ripeto, senza escludere la componente speculativa che tu hai detto, ma non esaurendo tutto nella speculazione. Bene, non so se... Albina Scala. Albina Scala, sì. Saluto il mio presidente. Grazie Gilberto, tanti cari saluti anche a te. Io vorrei chiederti un chiarimento. Allora, il finanziamento del Recovery Fund deriverà da un aumento dei contributi al bilancio dell'Unione Europea da parte dei singoli Stati e dal reperimento di fondi emettendo titoli dell'Unione. Ma la prima fonte di finanziamento non graverà come spesa ulteriore sul bilancio italiano? Questa è una domanda, diciamo sì, prettamente economica. Poi volevo chiederti, io penso che l'Unione Europea e tutti gli Stati, anche quelli che oggi si dichiarano contrari perché sono austeri, perché sono senz'altro stati più bravi di noi, ecco, non dovrebbero avere interesse invece a rendere più compatta l'Unione Europea in vista di una Cina che sta diventando sempre più forte, anche più forte degli stessi Stati Uniti d'America? Non avrebbe l'interesse quindi l'Europa in questo momento ad essere più compatta? Bene, grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, mi pare di aver già detto, ma mi dai l'occasione di ripetere, tutto il gioco sta nel fatto che noi diamo un contributo per la creazione di questi fondi, il SURE, il MES, il Recovery Fund, che è inferiore a quello che ragionevolmente possiamo attenderci, perché essendo il paese più colpito dalla pandemia ed avendo tutte queste provvidenze come mira quello di aiutare chi è stato più colpito dalla pandemia, noi dovremmo ricavare molto più di quello che diamo. Ok?
Se dopo perdiamo l'occasione perché non sappiamo sfruttare i fondi BEI, perché non presentiamo progetti che siano valutati positivamente, però insomma abbiamo tutte le potenzialità per fare un business, ecco, lo dico in maniera quasi volgare, ma per farci capire. Una volta tanto proprio nei meccanismi abbiamo un'attesa di ricevere ben maggiore di quella che è l'attesa del dare. Questo sulla prima domanda. Per quanto riguarda la seconda, beh, è chiaro che questi paesi, frugali o tirchi come dicono in Francia, sono paesi che hanno una disciplina interna che va riconosciuta, insomma, tanto di cappello, però hanno anche veramente una limitatezza di visione, perché non capiscono esattamente quello che tu hai detto bene, che noi siamo sulla stessa barca. L'ha detto proprio con questa parola, Schicksalgemeinschaft, se qualcuno sa il tedesco, questa comunità di destino, che è difficile da tradurre, no? Proprio questa idea di dire, qualunque sia la nostra storia, no, la Merkel l'ha detto, noi siamo soggetti allo stesso destino. E per questo bisogna essere solidali, perché nel lungo periodo la solidarietà, no, che può essere anche semplicemente una manifestazione di buon sentimenti in questo momento, diventa un calcolo razionale di convenienza. Ci conviene essere solidali perché l'Europa in questa maniera si rafforza, potrà competere con i grandi player che ormai dominano la scena mondiale e quindi dare un domani benefici maggiori a tutti, anche quelli che oggi sono chiamati a pagare più di quanto non dicevano. Io spero che appunto sia convincente il fatto di essere, secondo me, una personalità riconosciuta, credo sia l'unico statista riconosciuto insomma da tutti, e di avere soprattutto la grande potenza di fuoco della Germania, possa convincere questi paesi. Qualcosa bisognerà da loro, ma comunque io penso che riuscirà a portarseli dietro. Bene, mi sembra che non ci siano a questo punto altre domande. È difficile stasera fare una conclusione perché è stata una serata, direi, piuttosto intensa e interessante, sia per la relazione più che esaustiva, ma anche per le domande molto appropriate e molto interessanti. Io quindi mi limiterei solo ad augurarci un buon futuro, visto che ci sono le carte da giocare. Se riusciamo in questa occasione anche come Italia a trasformare i difetti in opportunità, potremmo avere una grande chance. Quindi da una situazione veramente di difficoltà arrivare ad avere un futuro un po' più roseo di quello che anche prima della pandemia non intravedavamo, perché abbiamo forse dimenticato che eravamo lo stesso in una situazione di stagnazione o comunque di difficoltà. Quindi a questo punto, ringraziando ancora Gilberto della bellissima serata che ci ha fatto trascorrere, auguro a tutti una buona serata e chiuderei quindi la serata col suono della campana nostra. Arrivederci e grazie a tutti. Arrivederci.